Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Offensiva contro gli spacciatori di crack a Messina, 24 arresti, sgominate 3 organizzazioni criminali collegate anche da rapporti di parentela. Da Catania, nuovo no al decreto migranti del governo Meloni. La sentenza firmata dal giudice Tneo che blocca il trattenimento di un egiziano infiamma la polemica politica. GIAR riposto Mascali e allarme sociale per le truffe agli anziani derubati di denaro e gioielli con diversi stratagemmi. L'ultima vittima, una donna di GIAR, madre di un noto professionista. Palermo c'è anche l'accusa di revenge porn per alcuni imputati per lo stupro di gruppo al Foro Italico. Angelo Flores, il cameraman del branco, ha inviato il video della violenza a 4 persone. Emergenza idrica, le scorte d'acqua sono ormai quasi esaurite, la diga Ancipa si prepara a chiudere. La protezione civile chiede di utilizzare i dissalatori delle navi da crociera. Folla ai CAF in cerca di informazioni sul reddito di povertà, la misura annunciata da Schifani, ma gli addetti non riescono a rispondere. Da Palermo non arriva ancora nessuna informazione certa. Presentato ad Agrigento il film Eterno Visionario con la regia di Michele Placido, racconta un Pirandello inedito diviso tra il rapporto burrascoso con la moglie e la passione per Marta Abba, sua musa e amore proibito. Calcio, c'è il Crotone nel mirino del Catania, delusi dal pari con il Messina, i rossazzurri hanno voglia di riscatto. Toscano ritrova Guglielmotti e Quaini e spera nel recupero di Lunetta. In apertura una notizia di poco fa, il GUP di Palermo ha condannato a 11 anni e 4 mesi di carcere per associazione mafiosa Laura Bonafede, l'insegnante di Campobello di Mazzara sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro. L'accusa aveva chiesto la condanna a 15 anni, invece quella decisa è a 11 anni e 4 mesi. Secondo la procura, la donna per anni avrebbe convissuto insieme con la figlia con il capomafia allora ricercato, garantendone le comunicazioni con gli altri mafiosi e coprendo la sua latitanza. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. Blitz della polizia nelle prime ore del mattino nel Messinese in una struttura abusiva chiamata casetta, in realtà utilizzata per confezionare crack. 24 gli arresti, sgominate 3 organizzazioni criminali collegate anche da rapporti di parentela. Simona Mazzone. Oltre 100 agenti della squadra mobile hanno sgominato 3 organizzazioni criminali collegate tra loro anche da rapporti familiari, arrestando 24 persone, la maggior parte con precedenti, operanti nel rione di Santa Lucia sopra Contesse nel Messinese, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che alla vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana destinati al mercato messinese dell'Interland. Base operativa dello spaccio, una struttura abusiva dove era stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, punto da dove sono partite le indagini nel settembre 2021 dopo numerose segnalazioni all'interno del manufatto situato nel complesso Case Arcobaleno. Ognuno degli arrestati aveva un ruolo, alcuni si occupavano di logistica o di gestione dei proventi derivanti dalle vendite, altri lavoravano gli stupefacenti e poi i pusher, chiamati operai, insomma una catena di montaggio con turni lavorativi e retribuzione per il lavoro svolto. Uno dei capi promotori utilizzava il manufatto abusivo in muratura vicino alla propria abitazione, un piccolo locale chiamato casetta, composto da un'unica stanza di circa 15 metri quadri, con bagno e il balcone schermato da canne di bambù. Qui la cocaina veniva lavorata, confezionata e rivenduta sotto forma di crack. Il gruppo guadagnava circa 100.000 euro a settimana. Nel corso del blitz della polizia sono stati sequestrati oltre 1 chilo di cocaina, 2 chili di marijuana e 20.000 euro in contanti.
Lasciamo Messina, ci trasferiamo a Catania. C'è stato un nuovo no al decreto migranti del governo Meloni. La sentenza firmata dal giudice etneo che blocca il trattenimento di un egiziano infiamma la polemica politica. Luca Ciliberti. In Italia i giudici continuano a non convalidare i trattenimenti nei centri dei migranti, nonostante il decreto legge approvato in tutta fretta dal governo lo scorso 21 ottobre, che ha riformulato la lista dei paesi sicuri. Una pronuncia è arrivata dal Tribunale di Catania ed ha riguardato 3 egiziani e 2 bengalesi. L'Egitto per alcuni giudici e per la sinistra italiana non è un paese sicuro. Io mi chiedo se l'Italia, con tutti questi clandestini che arrivano qui e che girano incontrollati, delinquono, spacciano, stuprano, se a questo punto l'Italia è un paese sicuro. L'obiettivo del decreto scritto dal governo dopo la bocciatura del trattenimento dei primi 12 migranti portati in Albania era quello di superare con un provvedimento di legge la sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha fissato paletti più stringenti perché un paese possa ritenersi sicuro. Egitto e Bangladesh, secondo i giudici, non sono paesi sicuri. La pronuncia del Tribunale di Catania con cui non viene convalidato il fermo del cittadino egiziano conferma sostanzialmente il fallimento delle politiche sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione da parte del governo Meloni. È un argomento che il governo utilizza soltanto per le campagne elettorali e a condannare Meloni, Salvini e Piantedosi sono soprattutto i dati nettamente peggiori rispetto agli ultimi anni. Il giudice Massimo Escher, che ha firmato l'ordinanza in cui si ritiene l'Egitto paese non sicuro, è il presidente della prima sezione civile del Tribunale di Catania. Si tratta della sezione che si occupa dei ricorsi in materia di immigrazione e della quale fa parte anche Yolanda Apostolico, la giudice che nell'ottobre 2023 decise di non convalidare il trattenimento di 3 tunisini che in base al cosiddetto decreto Cutro erano stati portati al CPR di Pozzallo. Violati e derubati, allarme nel catanese per una serie di truffe agli anziani spogliati di denaro e gioielli con diversi stratagemmi. L'ultima vittima, una donna di Giarre che è madre di un noto professionista, e cresce la paura tra i cittadini. Tonino De Mana. Giarre, Riposto, Mascali. Ecco, il triangolo delle truffe e non solo, perché l'ultima vittima, una donna di 87 anni, è stata sequestrata in casa con uno stratagemma, impedendole di parlare al telefono per oltre 3 ore con le utenze cellulare fisso tenute occupate da complici e con la minaccia esplicita che, in assenza di collaborazione, ci sarebbero state ripercussioni per la vita del nipote. Già, il nipote, che nel racconto dell'abile truffatore sarebbe stato protagonista di un incidente stradale a Bergamo, investendo una ragazza e trovandosi anche lui in gravissime condizioni in ospedale ed in stato di arresto. Per sistemare tutto, con accento napoletano, servivano tanti soldi, quelli sottratti alla povera anziana madre di un noto professionista di Giarre. Oltre 30.000 euro il bottino tra contanti e gioielli ed una ferita insanabile nell'animo della vittima, terrorizzata, impietrita e spogliata dei suoi averi. Un modus operandi che nel catanese sta diventando sempre più frequente, tanto che basta fare un giro in centro a Giarre per farsi raccontare esperienze già vissute da altri anziani. Sì, gli dico che i nipoti hanno avuto un incidente o qualcosa, si sentono male e così entrano a casa e aprono le poverette e le rapinano tutto, gli tolgono tutto quello che ha. E anche una comare di mia cugina a Mascali, all'anziana, gli hanno telefonato un carabiniere, non so che cosa gli hanno detto, che aveva la nipote, che era... Comunque sono entrati in casa, a me non mi ha raccontato così, sono entrati in casa e gli hanno rubato sì i soldi, poi lei ha fatto un bonifico, ma qua parliamo qualche 50.000 euro. Un brutto affare, è una cosa impossibile. La prima vittima è stata mia sorella, in pieno giorno. È entrata una donna, gli diceva al balcone: io ti conosco, sei un'amica mia, apri. Mia sorella, 88 prossimamente, ci ha aperto la porta e ci diceva: senta, io non ti conosco. No, come, sono un'amica tua? Se l'ha portata fuori al balcone alla lavanderia, l'altra amica è entrata e ci ha preso i soldi e l'oro.
Sul fronte delle indagini, i carabinieri di Giarre hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza con l'obiettivo di risalire agli autori, una banda specializzata che non lascia nulla al caso, studiando nel dettaglio i movimenti delle vittime. Ed è andata male invece a 2 truffatori che sono stati arrestati ad Enna. Anche loro avevano preso di mira un'anziana a cui avevano sottratto oltre 10.000 euro tra contanti e preziosi. C'è anche l'accusa di revenge porn per alcuni degli imputati dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Angelo Flores, il cameraman del branco, ha inviato infatti il video della violenza di un anno fa a 4 persone. Il 12 dicembre la decisione del GUP sul rinvio a giudizio. Roberta Lunghi. È fissata per il 12 dicembre a Palermo l'udienza per decidere del rinvio a giudizio chiesto dalla Procura nei confronti di Angelo Flores, 23 anni, ritenuto l'autore del video di tutte le fasi della violenza dello stupro di gruppo in un cantiere abbandonato al Foro Italico di Palermo nel luglio dello scorso anno. Si tratta del secondo troncone processuale. L'accusa contestata questa volta è revenge porn, e cioè la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il reato punisce chi li fa, chi li diffonde, ma anche chi li riceve per poi girarli. E in questo caso Flores avrebbe condiviso il video con 4 persone, 2 delle quali, Gabriele Di Trapani ed Elio Arnao, appartenenti al branco, oltre a 2 estranei alla vicenda. Lo stesso Flores, durante l'interrogatorio dei magistrati, in cui ha fatto i nomi dei suoi complici negando la partecipazione allo stupro, aveva dovuto parzialmente ammettere l'esistenza di un video della violenza, anche sulla scia di una chat con un amico recuperata dagli investigatori. Uno sconcertante scambio di battute sulla ragazza che, scriveva Flores, voleva farsi tutti, e sull'amico che lo mette in guardia. Questa, si legge, non è che spunta che l'avete stuprata, stai attenti a questo video. Intanto, dopo la condanna a 8 anni e 8 mesi di Riccardo Parrinello, l'unico minore al tempo dei fatti, per venerdì è attesa la sentenza in abbreviato per i 6 imputati dello stupro di gruppo. Per 5 di loro la richiesta è 12 anni, mentre 10 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Samuele Lagrassa, per avere solo assistito alla violenza sessuale. Un automobilista di 25 anni, Emanuele Favaloro, è morto in ospedale dopo che la sua auto è uscita di strada nei pressi di Pioppo, una frazione di Monreale. Il giovane palermitano, padre di un bimbo di 4 anni, tornava a casa alla fine del turno di lavoro, ma a nulla è servita la corsa in ospedale nel tentativo di rianimarlo. Siamo alla crisi idrica, l'estate è passata, le scorte d'acqua sono esaurite o quasi, la diga Ancipa si prepara a chiudere e la Protezione Civile chiede di usare i dissalatori delle navi da crociera. Manlio Viola. L'estate è passata, ma le piogge, almeno quelle utili, non arrivano e la crisi idrica continua ad aggravarsi in Sicilia. Con l'invaso Ancipa prossimo all'esaurimento e le dighe Comunelli e Ragoleto a rischio, la Protezione Civile regionale chiede adesso a Roma di attivare ogni mezzo possibile, incluso l'utilizzo dei dissalatori da e per le navi da crociera. Questa soluzione, già proposta a inizio ottobre, si basa sulla capacità degli impianti di produrre acqua potabile per migliaia di persone, un volume ben superiore a quello dei dissalatori presenti sulle navi militari. La richiesta è stata reiterata al commissario nazionale per l'emergenza siccità Nicola Dell'Acqua, a cui è stata anche presentata la necessità di dotarsi subito di dissalatori mobili in attesa di quelli fissi. Dell'Acqua ha promesso un cronoprogramma di interventi entro le prossime 48 ore. Intanto nella Sicilia centrale i comuni stanno ricorrendo ai privati per il trasporto di acqua con costi che raggiungono i 600 euro ad autobotte. Per la distribuzione alcuni comuni stanno ricorrendo a veri e propri razionamenti di emergenza, fino all'ipotesi di card rilasciate alle famiglie che valgono 100 litri d'acqua a settimana, come si ipotizza a Caltanissetta. Nel frattempo la Regione mette in campo 100 milioni di euro destinati però all'agricoltura, 50 sono già disponibili, altri 50 lo saranno entro l'anno, sono prelevati dal piano di sviluppo rurale da una misura specifica, la 5.1. Sono fondi con i quali i singoli agricoltori o le associazioni potranno realizzare impianti di distribuzione, di raccolta o razionalizzazione delle acque. La scadenza per l'esecuzione degli interventi finanziati è il 30 settembre prossimo. Da qualche giorno gli utenti affollano i CAF un po' dappertutto in cerca di informazioni sul reddito di povertà, la nuova misura annunciata da Schifani, ma sono molte le domande formulate dai cittadini alle quali gli addetti ai lavori non riescono a rispondere. Simona Mazzone.
Ancora è solo un annuncio ed è già un successo. Desiderosi di ricevere informazioni sognano di accedere all'ultima misura lanciata dal governatore siciliano per contrastare la povertà. Sono i cittadini che già da qualche giorno affollano i CAF. Qui siamo a Palermo, sperando di rientrare tra gli aventi diritto. Ma la nuova frontiera degli aiuti annunciata di getto da Schifani nel suo intervento alla convention di Forza Italia alcuni giorni fa è ancora tutta da redigere. Unica certezza al momento sono i numeri: 30 milioni di euro una tantum per famiglie con un ISEE fino a 5.000 euro. Nulla di concreto ancora e nemmeno di scritto, cosa questa che non scoraggia l'utenza, come chiarisce il titolare di un CAF intervenuto a Buongiorno Sicilia. In realtà l'unico dato che abbiamo è quello che l'ISEE deve essere al di sotto dei 5.000 euro, altro insomma non sappiamo. Direbbero delle misure più strutturate, servirebbero insomma degli investimenti sul piano lavorativo, servirebbe cercare di incentivare le aziende a venire qui al sud ad investire. Se i 30 milioni a disposizione fossero distribuiti tra gli ex percettori del reddito di cittadinanza non beneficiari dell'assegno di inclusione, sarebbe un'elemosina, dice Grasso. Se noi andiamo a dividere per esempio questi 30 milioni di euro con le 74.000 famiglie che hanno perso il diritto al reddito di cittadinanza e non sono rientrati nemmeno dell'assegno di inclusione, quindi sicuramente saranno poveri, ma non sono i soli poveri, a questi andrebbero 400 euro l'anno, ovvero 30-33 euro al mese. Mentre gli addetti ai lavori vengono inondati da richieste di cittadini in difficoltà, nella politica la maggioranza sull'argomento si spacca, con Fratelli d'Italia che frena l'entusiasmo del presidente siciliano. Del resto è stato proprio il governo Meloni a bocciare il grillino reddito di cittadinanza. E c'è anche una presa di posizione polemica di Davide Faraone, che è capogruppo di Italia Viva alla Camera. Dice: cosa puoi farci con la miseria di 20 centesimi al giorno? E la domanda, continua Faraone, che facciamo al presidente della regione Schifani, che propone un reddito di povertà talmente povero, dice Faraone, che ammonta a 86 euro l'anno. 1 milione di euro invece a sostegno delle imprese palermitane e un contributo, una tantum alle vittime del racket. Sono le misure presentate questa mattina dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Il Comune di Palermo al fianco delle imprese, 1 milione di euro a sostegno delle aziende palermitane, l'erogazione di un contributo, una tantum, alle vittime di richieste estorsive da parte di appartenenti ad associazioni mafiose. Sono queste le misure presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Palagonia a Palermo dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. È una di quelle risorse che abbiamo impegnato nell'ambito dell'applicazione dell'avanzo d'amministrazione. Pensare al tessuto imprenditoriale nell'ottica di un ordinato sviluppo delle attività commerciali è certamente una premura sentita, avvertita e necessaria da parte dell'amministrazione comunale. La proposta dell'assessore Forzinetti ha trovato ampio consenso anche all'interno della Giunta e della maggioranza. Il regolamento prevede incentivi per le attività produttive che hanno la presenza di donne e di soggetti sotto i 40 anni. Inoltre contributo, una tantum pari a 5.000 euro, sarà destinato alle vittime di richieste estorsive o di danneggiamenti. Sul fronte delle imprese però c'è da registrare una nuova tegola sulla zona industriale di Termini Imerese. Il polo Meccatronica Valley ha ricevuto la visita del custode giudiziario che ha comunicato che in seguito a una procedura esecutiva è stato pignorato l'incubatore, la struttura che il polo gestisce da 3 anni per conto di Invitalia, l'agenzia del Ministero dell'Economia. Siamo all'attualità politica. Chi si aspettava che il rimpasto recente di Giunta a Messina potesse cambiare le alleanze, eventualmente anche in regione, è rimasto deluso. La scelta è caduta su un uomo vicino a Cateno De Luca, il quale continua a lanciare messaggi indifferentemente a centrodestra e centrosinistra. Francesco Triolo. Niente laboratorio politico stavolta. Cateno De Luca sgancia Messina dalle dinamiche e dalle prospettive regionali e il mini rimpasto nella giunta del sindaco Federico Basile è rimasto monocolore, quello di Sud chiama Nord. Niente nuovo assessore né di centrodestra né di centrosinistra, ma il coordinatore cittadino del movimento Nino Carreri, una decisione che è anche un messaggio agli interlocutori siciliani. Noi stiamo vivendo in questo momento la fase del barbiere di Siviglia, tutti ci cercano e tutti ci vogliono. Abbiamo detto chiaramente alle forze del cosiddetto centrosinistra
che noi non siamo assolutamente disponibili a entrare nel panorama degli oppositori di professione e quindi se non si danno una svegliata, Sud Chiama Nord non ha un preconcetto nel dialogare con un centrodestra rinnovato. Il centrodestra, abbiamo detto anche, se si ha la capacità di portare avanti una rivoluzione generazionale, noi non abbiamo pregiudizi. De Luca è in una fase di programmazione, da gennaio è pronto a ripartire, ma c'è una data già fissata per definire le alleanze che poi incideranno anche a livello locale. Quando dicembre 2025 è la tappa già fissata e in quella data stabiliremo, in base a quelle che sono le reazioni che in questo anno registreremo da un lato e dall'altro, quale sarà la scelta più coerente per poter garantire ai siciliani una svolta. È ovvio che se noi entreremo in una coalizione anche su Messina nel 2027, alla scadenza ci sarà un ragionamento coerente con la coalizione che sceglieremo. A Palermo partita l'operazione Piazze Pulite, 3 appuntamenti per ripulire appunto spazi e aree verdi della città, e noi siamo andati al primo di questi appuntamenti con Marco Gullà. Cittadini, associazioni, RAP, Reset, comune e anche detenuti, tutti in strada per ripulire le piazze di Palermo. E questo è il fine di Piazze Pulite, il progetto lanciato dalla RAP per mantenere pulita la città. Pale, scope e soprattutto sacchetti per la raccolta differenziata, mentre rami, sterpaie ed erbacce saranno ritirati dagli operai della Reset. Siamo a Piazza Lolli e dalle prime ore del mattino, come vedete, cittadini, associazioni, volontari sono scesi in campo, tra virgolette, per ripulire quella che è una piazza anche simbolo di questa parte della città, la parte nord della città. Credo che sia la chiusura di un cerchio, perché credo che l'unione di cittadini, le associazioni, il volontariato, le società partecipate al RAP e Reset per dare un nuovo approccio a quello che è la città. È uno splendido accordo civico, l'amministrazione che si mette a disposizione con le proprie aziende, i cittadini che considerano una piazza, una strada come casa propria e quindi contribuiscono al decoro. Piazze Pulite nasce per stimolare il senso di responsabilità e la partecipazione attiva dei cittadini rispetto alla propria città. Mi sembra un'iniziativa importante che dà spazio anche soprattutto ai cittadini per fare la loro parte, perché almeno quello di cui siamo convinti come volontari è questo, che ognuno deve fare la sua parte. È un problema di cambiamento culturale, perché finché buttiamo in 200 posti al giorno abusivamente i rifiuti non riusciremo mai e poi mai a tenere una città pulita, perché è impossibile. Una cosa bella questa di Palermo, che sarebbe anche da esportare utile in altre città. Il sindacato UGL Mari e Porti ha dichiarato lo stato di agitazione alla Caronte Tourist Isole Minori. Lo stipendio dei lavoratori e l'occupazione, dice in una nota, non possono più essere utilizzati dall'azienda come grimaldello verso la politica e la Regione Sicilia per ottenere quello che normalmente le istituzioni dovrebbero erogare alle imprese titolari di un servizio pubblico essenziale. Cinema, ha presentato ad Agrigento il film Eterno Visionario sul drammaturgo premio Nobel della letteratura Luigi Pirandello. La regia è di Michele Placido. Davide Sardo. Scrittore italiano Luigi Pirandello. Non poteva che essere nella sua città natale, Agrigento, dove sono state girate quasi tutte le scene, l'anteprima nazionale di Eterno Visionario, il film che racconta un Luigi Pirandello inedito, diviso tra il rapporto burrascoso con la moglie, i conflitti con i figli e la passione dirompente per Marta Abba, sua musa e amore proibito. Il regista è Michele Placido, che omaggia l'artista siciliano, modernissimo e scandaloso per i suoi tempi, nel 90° anniversario dell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura che gli consegnò fama internazionale. Conoscevo abbastanza, non tanto Pirandello, quando non conoscevo tanto me stesso, di essere capace a mettere in scena Pirandello. E passo, nonostante l'età, ma d'altra parte ci sono registi più anziani di me, Clint Eastwood e cose che continuano a bell'occhio. Ho avuto la grazia di Dio di fare questo film.
sto a posto. In sala per l'anteprima siciliana anche gli attori Fabrizio Bentivoglio, che interpreta Luigi Pirandello, e Federica Luna Vincenti nel ruolo di Marta Abba. Grande responsabilità indubbiamente, però insomma superato il primo momento in cui ti tremano le vene dei polsi, poi si entra nel merito della faccenda. Michele fortunatamente mi ha parlato della cosa molto tempo prima, più di un anno prima di girare, quindi mi ha dato tutto il tempo necessario per potermi avvicinare a Luigi. Una grandissima emozione e soprattutto un grande orgoglio. Io sono una teatrante, nasco sul palcoscenico, ho avuto l'onore di lavorare con Mariangela Melato, infatti la nomino e la cito spesso perché per me l'ispirazione è stata lei e penso che Marta Abba, come Mariangela Melato, come Anna Magnani, le grandi attrici del Novecento, abbia segnato veramente il passo. Eterno visionario, tratto dal racconto di Matteo Collura, uscirà nei cinema italiani giovedì 7 novembre. Evviva, Eterno visionario. Adesso facciamo una breve pausa per il calcio tra poco. Dopo il pari con il Messina, il Catania guarda alla trasferta a Crotone. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio. Dopo il pari nel derby con il Messina, il Catania adesso deve preparare la trasferta di domenica prossima a Crotone. 2 recuperi per Toscano, che spera di avere a disposizione anche Lunetta. Francesco Triolo. Il pareggio col Messina, una mezza sconfitta ed i fischi che hanno accompagnato il Catania all'uscita dal campo sono stati a cera lacca sulla delusione dei tifosi rossazzurri. C'è quindi da ricostruire fiducia ed entusiasmo, da recuperare l'empatia con il pubblico che è scemata di settimana in settimana e che negli ultimi 8 giorni ha raggiunto il culmine con 2 punti conquistati in 3 partite ravvicinate. Il derby avrebbe potuto rappresentare una sorta di riscatto, di molla per rilanciarsi, e invece no. C'è così da rimborcarsi le maniche a partire da oggi, perché all'orizzonte domenica prossima c'è una partita non certo facile in casa di un Crotone che ha pareggiato a Cerignola, reduce da 4 risultati utili consecutivi che gli hanno fatto scalare la classifica e adesso con l'obiettivo di inserirsi nelle zone più prestigiose. Toscano rispetto alla partita contro il Messina potrà contare sui rientri di Quaini e Guglielmotti, che hanno scontato le rispettive giornate di squalifica e che quindi sono a disposizione del mister per la sfida dell'uscita, dove potrebbe avere più minuti De Rose. Bisogna capire durante la settimana di quanto potrebbe aumentare la sua autonomia in partita. E poi ci sono da valutare le condizioni di Lunetta, che potrebbe tornare a disposizione, anche se naturalmente non al 100% per la gara di domenica pomeriggio. Insomma, valutazioni da fare per Toscano, che comunque ha bisogno soprattutto di gol, quelli che sono mancati contro il Messina. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.